Pronti? 1, 2, 3. Questa volta sembra veramente valido il segnale con la partenza di Donald Spav velocissimo dalla seconda fila del secondo nastro dello start, che va a condurre. Di fuori c'è Brigitte Rocchi, in seconda posizione Valentiniano, poi al largo anche Bellamente, primi 200 in 15,1 con Brigitte Rocchi, vedremo se punterà dritto. C'è intanto la progressione veloce di Troublemaker, è seguito da Carlo Magno Desi, primi 400 in 32, corsa mossa con cavalli piottesi che sono tutti nelle prime posizioni. Cagliostro in terza posizione lungo la corda, insiste in terza ruota Carlo Magno Desi, si porta su Troublemaker e lo sopravanza per puntare dritto su Donald Spav, che però percorre i primi 800 metri in 59,6, che per Carlo Magno sono sicuramente molto meno, con un tratto di gara anche in terza ruota. Seconda posizione sempre per Valentiniano, all'esterno c'è Troublemaker, poi anche Doritos B, mentre lungo la corda viaggiano sempre Valentiniano e Cagliostro nelle prime posizioni, poi ancora Doritos B, mentre siamo ora a un giro dalla conclusione con in terza pariglia Brigitte Rock, 700 all'arrivo con Donald Spav che si mantiene in vantaggio. Carlo Magno Desi sembra un po' in difficoltà a 550 dall'arrivo. Valentiniano che serra sotto insieme a Cagliostro. Cavalli di fuori faticano a progredire, ci prova nuovamente Troublemaker dopo il calo di Carlo Magno Desi, 400 all'arrivo con un parziale secco in 14,8. Valentiniano segue direttamente Donald Spav, all'esterno cerca di puntare nuovamente Troublemaker, poi Cagliostro lungo la corda, viene via anche Bellamente ma è ancora lontano. Intanto netto margine di vantaggio per Donald Spav, che nel finale si isola per vincere tranquillamente nei confronti di Valentiniano, poi Cagliostro, ancora Brigitte Rock e Troublemaker. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo per i primi 5, con la vittoria per distacco di Donald Spav, che Edoardo Baldi porta subito al comando. Per concludere, facile vincitore, vedete Edoardo Baldi che esulta, saluta e dà una pacca al proprio allievo. Bel primo piano per un cavallo decisamente trascurato. Secondo posto per il numero 3 Cagliostro, al terzo il numero 2 Valentiniano, e poi dovrebbero essere Brigitte Rock e Troublemaker. Andiamo a rivedere. Numero 8 di Edoardo Baldi con Donald Spav al primo posto per conto del signor Bellesi, Neri Bellesi, mentre al secondo è all'interno Cagliostro che batte Valentiniano, e per il quarto ancora Brigitte Rock, che ha ragione di Troublemaker.